Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque, i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli, supportati dai colleghi di Codroipo, hanno deferito in stato di libertà per furto continuato aggravato in concorso una coppia di nomadi, un uomo di 46 e la convivente di 44, entrambi con precedenti di polizia, residenti nel Friuli Collinare. In particolare i due sono stati identificati dai militari quali presunti autori di reato a seguito delle indagini svolte dopo i sopralluoghi eseguiti presso due abitazioni dove durante l'assenza dei proprietari, una volta forzate le porte d'ingresso, erano state asportate apparecchiature digitali, monili in oro, gioielli, orologi e denaro contante per oltre 2.000 euro. Le attività investigative poste in essere dai carabinieri di San Daniele hanno consentito di raccogliere ulteriori indizi di colpevolezza per altri due tentativi di furto perpetrati la sera del 16 ottobre scorso a Coseano ai danni di due abitazioni. Nel corso della perquisizione domiciliare operata a carico della coppia è stato rinvenuto nella loro disponibilità e poi sequestrato un motociclo, come documenta la telefoto, Honda 600, considerato il veicolo utilizzato dai due per compiere i reati. Ulteriori indagini in corso. Adesso andiamo a Trieste per le ultimissime. Un incontro cordiale in cui Puzzer, in qualità di portavoce del coordinamento 15 ottobre, ha avanzato 3 richieste specifiche. Come rappresentante del governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei Ministri. Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, raggiunto al telefono dall'ANSA dopo l'incontro con il coordinamento. Abbiamo tutti convenuto, conclude, sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza. Al ministro sono state rivolte 2 proposte: ritiro del Green Pass sui posti di lavoro e dell'obbligo vaccinale per le categorie previste per legge. Restiamo in tema a Porto in questo caso perché le crociere chiaramente in questo momento da Trieste, visto che c'è difficoltà insomma ad attraccare a Trieste per vari motivi, si spostano a Monfalcone. E allora andiamo a sentire le parole del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. È la prima volta che anche la Costa Crociere arriva a Monfalcone. Per noi l'obiettivo della crocieristica ha un significato, che significa sviluppo economico e posti di lavoro. Pensate che il 10% del traffico di Venezia per la nostra realtà potrebbe corrispondere a più o meno 4.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Oggi è una situazione di emergenza a cui il gran gruppo formato da tutti gli operatori dell'autorità di sistema, direzione marittima, gli operatori portuali, tutti noi, le direzioni marittima appunto, hanno collaborato per riuscire a dare una risposta contingente, ma stiamo dimostrando che possiamo farcela. È chiaro che l'obiettivo è quello dell'implementazione del traffico commerciale, l'Escavo va in questa direzione, il piano regolatore va in questa direzione e la possibilità di avere la crocieristica che appunto consente un ulteriore margine di crescita al nostro porto. E con questo servizio chiudiamo qui questa pagina informativa del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutti voi. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.